Non è affatto meravigliato il dirigente della medicina dello sport di Treviso, Patrizio Sarto, del caso della pallavolista di Conegliano Francesca Marcon, costretta a saltare il raduno con il Volley Bergamo per una pericardite che lei attribuisce al vaccino. La pericardite, dice Sarto, è generalmente frequente negli sportivi, sono sufficienti un'influenza o una gastroenterite. Che sia collegata al vaccino è possibile, una casistica esiste già con delle puntualizzazioni. Intanto la probabilità è remotissima. Primo messaggio. Secondo messaggio, la tempistica di manifestazione di questa infiammazione miopericardica va dal punto zero, dal giorno zero al massimo, diciamo fino a 90 giorni, ma la concentrazione maggiore avviene tra 0 e 4 giorni. Ok, quindi ci si aspetta in quella, ancorché remotissima probabilità, in quel periodo. Il messaggio che potremmo dire è: fatta la vaccinazione prima e seconda dose, evitare nella settimana dopo la vaccinazione di fare sforzo fisico. La pericardite è un'infiammazione della membrana che riveste il cuore che spesso è asintomatica e si risolve da sola. Va detto che la percentuale di casi tra i positivi al Covid è invece piuttosto elevata. I dati del nostro gruppo, che abbiamo pubblicato con il gruppo dell'Università di Siena, da Treviso, abbiamo dimostrato che circa il 3-4% degli atleti possono avere una miopericardite da SARS-CoV-2. E quindi dobbiamo fare i conti: 3-4% sui dati che abbiamo testato noi rispetto allo 0,010 volte 1 del rischio di una miopericardite da vaccinazione. Allo stato attuale i dati dicono che anche la pericardite collegata al vaccino si risolve per lo più restituendo ai pazienti una vita normale. Allo stato attuale i dati che sono riportati in letteratura ci dicono che la stragrande maggioranza viene dimessa senza avere effetti collaterali. Il dirigente della medicina dello sport si mette infine a disposizione di Francesca Marcon. Noi non conosciamo il suo caso, ma se vuole siamo a disposizione come azienda per poterla valutare e seguire se mai ci dovesse essere bisogno, insomma.